Sono tanti, troppi i misteri che avvolgono il caso della morte di David Rossi, filmati sottratti, testimonianze vaghe, ma soprattutto soccorsi che lo avrebbero potuto salvare se fossero arrivati in tempo. Questo quanto afferma l'onorevole Calogero Pisano di Noi Moderati nella sua dichiarazione di voto per l'istituzione di una commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi. Ricordiamo che era l'ex capo area comunicazione della Banca Monte dei Paschi di Siena, precipitato la sera del 6 marzo 2013 dalla finestra del suo ufficio. Grazie Presidente, la proposta di istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Davide Rossi arriva in quest'Aula a 10 anni alla sua morte. Una notizia in cui tutti siamo a conoscenza e che ha riempito le pagine di tutti i quotidiani in quel terribile 6 marzo 2013. Una vicenda dolorosa che non ha trovato ancora verità. Davide Rossi era un uomo delle indiscussioni capacità professionali, notevole esperienza, un uomo che ha rivestito un ruolo di fondamentale importanza e responsabilità all'interno Monte Paschi di Siena. Tanti, troppi misteri avvolgono il suo caso. Filmati sottratti, testimonianze, ma soprattutto l'affermazione da parte degli esperti alla Commissione della scorsa legislatura che dichiarava che i soccorsi fossero arrivati in tempo e sarebbe salvato. Questa commissione si pone l'obiettivo di portare avanti il lavoro incompiuto dalla stessa commissione istituita la scorsa legislatura, che purtroppo ha dovuto interrompere i lavori a causa dello scioglimento anticipato delle Camere. Nella scorsa legislatura la Commissione è riuscita a far luce su alcuni aspetti meno chiari sul caso, iniziando a sbrogliare la matassa. La Commissione purtroppo è stata costretta a fermarsi in uno dei momenti chiave dell'indagine, lasciando incompiute molte audizioni, accertamenti e dispositivi elettronici e numerosi test che sarebbero stati fatti sul campo e avrebbero potuto segnare una svolta importante per il caso. Per questo motivo non possiamo esimerci anche in questa legislatura dell'istituzione di questa importante commissione d'inchiesta. Lo dobbiamo soprattutto alla famiglia di Davide Rossi, che qualche settimana fa dichiarava: cercate chi ha picchiato mio fratello, chi ha cancellato i filmati dopo 10 anni. Mettiamo fine a questa dolorosa vicenda. Per questo motivo noi moderati voteremo a favore dell'istituzione della commissione d'inchiesta della morte di Davide Rossi.